per la plastica e per il tessuto, però passano dalle 9:25 e restano. Dopo l'avvio sperimentale in zona Piazza Erbe, il servizio di raccolta porta a porta dedicato alle attività commerciali viene esteso gradualmente a tutte le utenze non domestiche interne all'Ansa dell'Adige. Ieri è partita nella prima delle 7 aree in cui è stata per motivi organizzativi suddivisa l'Ansa Adige, che comprende Corte Farina, Via Leoni, San Pietro in Carnario, Via Dogana. Il nuovo servizio prevede la raccolta porta a porta di vetro, carta, cartone, umido e postazioni quotidiane, hub, fisse e presidiate da personale AMIA per la raccolta del secco e di plastica metalli. Sì, in questi giorni siamo molto impegnati su due aspetti come AMIA. Intanto la quinta circoscrizione, siamo a metà delle assemblee in quartiere, stanno andando molto bene perché molte partecipate, anche le richieste di tessere per l'accesso controllato, anche abbiamo molte richieste, questo va bene. Ricordo sempre che però perché funziona il sistema tutti devono essere dotati di tessera e ovviamente anche di app. Anche l'app da remoto sta funzionando, nel senso che l'iniziativa nuova che siamo partiti con la quinta di poter scaricarsi l'app direttamente per poi andare a ritirare la tessera in un secondo tempo sta funzionando. L'importante, ripeto, e ringrazio tutta la cittadinanza che si sta adeguando al cambiamento, perché il cambiamento di abitudini è sempre problematico, per cui possono crearsi delle difficoltà. Noi come AME ci stiamo impegnando, ma è inutile negare che qualche difficoltà ci possa essere. Qui in Ansa Adige, in particolare, come vedete alle mie spalle, cassonetti molto più alleggeriti, tutta l'Ansa Adige progressivamente come dalla mappa, stiamo cambiando progressivamente. Da ieri, dal 29, abbiamo provveduto a questa zona nella raccolta di fatto porta a porta su hub. Tutto è disponibile sul sito AMIA per chiunque avesse dubbi. Questo cambiamento riguarda solo le attività commerciali e su questo ci stiamo concentrando. Anche perché poi fra 6 mesi i cassonetti verranno sostituiti da accesso controllato. Di conseguenza potranno accedervi solo i residenti e solo le piccole attività. Entro il 10 di dicembre completiamo tutto il centro storico con un sistema domiciliato di raccolta rifiuti per le grandi utenze e utenze commerciali, in modo tale da ridurre i cassonetti. Anche qui siamo in Corte Farina, è una delle postazioni critiche, storicamente critiche del centro storico. Oggi vedete ancora i cassonetti, dai prossimi giorni verranno via via ridotti e rimarranno circa la metà di quelli oggi presenti. Perché? Perché stiamo estendendo gli hub a servizio delle utenze commerciali in maniera tale che i rifiuti provenienti, e sono la massima parte in centro, dalle attività commerciali, vadano o in servizi domiciliati di porta a porta o in questi hub. Un po' di pazienza, ma i nostri ristoratori, i nostri bar, i ristoranti e tutti gli esercizi commerciali avranno 20 punti, alcuni più vicini, alcuni più distanti, dove poter portare i loro rifiuti. Qualche giorno di pazienza e il dispositivo verrà completato. Bidoni, richiesta bidoni? Siamo partiti ieri nella zona Filippini, come sapete, e qui un po' vicino a Corte Farina. Già abbiamo consegnato 10 bidoni dell'umido e 10 del vetro per chi non usufruiva di questi servizi, e altri 5 ne abbiamo in consegna oggi. Mano a mano che chiaramente le attività economiche si accorgeranno della modifica del sistema, probabilmente saranno consegnati altri bidoni. Ricordo che noi non stiamo avvisando tutti gli utenti commerciali del centro storico, li avvisiamo mano a mano che procede l'attività. Il prossimo step è il 12 di novembre e qualche giorno prima tutte queste utenze interessate saranno visitate dai nostri tutor e dai nostri ispettori. Utenze domestiche, cambia qualcosa e in che termini? Le utenze domestiche continueranno a confluire nei cassonetti, verranno complessivamente ridotti di 14 punti da qui a metà dicembre, ma se vorranno potranno conferire il secco residuo e plastica e metalli all'interno degli hub, perché sono materiali compatibili con la raccolta destinata alle grandi utenze. Quindi in base alla loro comodità potranno fare questo ulteriore elemento di conferimento in aggiunta a quello che avevamo pensato di fare a giugno, proprio per venire incontro alle esigenze anche delle famiglie.